Un pomeriggio, poco prima che facesse buio, Clara e io eravamo sul punto di prendere il percorso panoramico per tornare verso casa dalla caverna, quando lei suggerì di sederci sotto certi alberi. Stavamo osservando l'ombra che proiettavano sul terreno, quando improvvisamente una folata di vento fece fremere le chiome. Le foglie cominciarono a scintillare in sussulti di luce e buio, causando dei tremoli nei disegni sul terreno. Quando il vento calò, le foglie tornarono nuovamente ferme e così le ombre. La mente è come queste ombre, disse Clara piano. Quando il respiro è regolare, la mente è ferma. Se è erratico, la mente stormisce come le foglie agitate dal vento. Cercai di notare se il mio respiro fosse regolare o disturbato, ma onestamente non sapevo dirlo. Se il respiro è agitato, la mente diventa irrequieta, continuò Clara. Per calmare la mente è meglio cominciare quietando il respiro. Mi disse di tenere la schiena eretta e di concentrarmi sulla respirazione finché non fosse divenuta tenue e ritmica, come quella di un neonato. Sostenni che se una persona è in movimento, come noi poco prima, inerpicandosi per i pendii, il respiro non può essere leggero come quello di un neonato, che sta semplicemente sdraiato e senza far nulla. Poi dissi, non so come respirano i neonati, non ne ho visti molti e quando mi è capitato non ho fatto caso al loro modo di respirare. Clara si avvicinò e mi posò una mano sulla schiena e l'altra sul torace. Con mio stupore premette fino a che mi sentii così costretta che credetti di soffocare. Cercai di divincolarmi, ma lei continuò a premere giù con una presa ferrea. Per compensazione, mentre l'aria entrava nel mio corpo, il mio stomaco cominciò a espandersi e a contrarsi ritmicamente. Ecco come respirano i neonati, disse. Ricorda la sensazione dello stomaco che si espande per poterla richiamare in ogni caso, sia che tu stia camminando, facendo esercizio, o sia semplicemente sdraiata senza far nulla. Probabilmente non ci crederai, ma siamo talmente civilizzati che dobbiamo reimparare come si respira correttamente. Mi tolse le mani dal torace e dalla schiena. Ora lascia che il respiro riempia la cavità toracica, istruì, ma non che ti sommerga la testa. Non c'è modo che l'aria vada nella testa, risi. Non prendermi così alla lettera, mi sgridò. Quando dico aria, sto in effetti parlando dell'energia derivante dal respiro che entra nell'addome, nel petto e poi in testa. Dovetti ridere della sua compunzione. Mi preparai a incassare un'altra raffica di metafore cinesi. Sorrise e strizzò un occhio. La mia seriosità è una caratteristica della mia taglia, disse ridacchiando. Noi grossi siamo sempre più seri dei piccoletti gioviali. Non trovi, Taisha? Non sapevo perché stesse includendo anche me quando parlava di persone grandi. Ero più bassa di almeno 5 centimetri e pesavo 15 chili buoni in meno. Mi dava decisamente fastidio che mi definisse grossa e ancor più la sua affermazione che ero troppo seria. Non lo dissi perché sapevo che ne sarebbe nata una discussione e mi avrebbe detto di ricapitolare in profondità la questione delle mie dimensioni. Clara mi guardò come per misurare la mia reazione. Sorrisi e feci finta di non esserne minimamente toccata. Notando la mia concentrazione, divenne di nuovo seria e spiegò che il nostro benessere emotivo è direttamente collegato al flusso ritmico del nostro respiro. Il respiro di una persona che è agitata, disse chinandosi più vicina, è rapido e superficiale ed è localizzato nel petto o nella testa. Il respiro di una persona rilassata scende nell'addome. Cercai di abbassare la mia respirazione allo stomaco, così che Clara non sospettasse che ero agitata.
Ma lei sorrise consapevolmente e aggiunse: È più difficile per le persone grandi respirare dall'addome, perché il loro baricentro è appena un po' più in alto. È quindi ancora più importante che rimaniamo calmi e imperturbati. Proseguì spiegando che il corpo è suddiviso in tre principali compartimenti di energia: addome, torace e testa. Mi toccò lo stomaco appena sotto l'ombelico, poi il plesso solare, poi il centro della fronte. Spiegò che questi tre punti sono i centri chiave dei tre compartimenti. Più la mente e il corpo sono rilassati, più aria una persona può immettere in ciascuna delle tre aree del corpo. I neonati immettono un grande quantitativo d'aria rispetto alle loro dimensioni, disse Clara. Invece, man mano che cresciamo, diventiamo più rigidi, specialmente intorno ai polmoni, e incameriamo meno aria. Clara fece un profondo respiro prima di continuare. Dato che le emozioni sono direttamente collegate al respiro, disse, un buon modo per calmarsi è regolare la respirazione. Per esempio, possiamo allenarci ad assorbire più energia, prolungando intenzionalmente ogni respiro. Si alzò e mi chiese di osservare attentamente la sua ombra. Notai che era perfettamente immobile. Poi mi disse di alzarmi e di osservare la mia. Non potei non cogliere un vago tremolio, come nelle ombre degli alberi quando le foglie sono mosse lievemente dalla brezza. Perché la mia ombra si muove? Chiesi. Pensavo di essere perfettamente ferma. La tua ombra trema perché il vento delle emozioni sta soffiando dentro di te, replicò Clara. Sei più calma di quando hai cominciato a ricapitolare, ma ti è rimasta dentro ancora molta agitazione. Mi disse di bilanciarmi sul piede sinistro, con la gamba destra sollevata e piegata al ginocchio. Vacillai cercando di mantenere l'equilibrio. Mi stupii che lei stesse su un piede solo con altrettanta facilità che su due e che la sua ombra fosse assolutamente immobile. Sembri avere difficoltà a conservare l'equilibrio, notò Clara, posando la gamba e sollevando l'altra. Vuol dire che i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti non sono in armonia, neanche il tuo respiro. Sollevai l'altra gamba per ritentare l'esercizio. Questa volta l'equilibrio era migliorato, ma quando vidi quanto era immobile l'ombra di Clara, provai un'improvvisa fitta di invidia e dovetti abbassare la gamba per non cadere. Ogni volta che abbiamo un pensiero, spiegò Clara, abbassando di nuovo la gamba, la nostra energia si muove nella direzione di quel pensiero. I pensieri sono come esploratori. Fanno sì che il corpo si muova lungo un determinato sentiero. Ora guarda di nuovo la mia ombra, ordinò. Cerca di non fermarti solo alla sua evidenza di ombra. Cerca di guardare dentro l'essenza di Clara, così come è rivelata dalla sua immagine d'ombra. Entrai subito in tensione. Ero sotto esame e la mia prestazione sarebbe stata valutata. Raffiorarono i miei istinti competitivi dell'infanzia, quando dovevo sopravanzare i miei fratelli. Non irrigidirti, disse Clara severa. Non è una gara, è semplicemente un divertimento, capisci? Un divertimento. Ero stata profondamente condizionata a reagire alle parole. La parola divertimento mi gettò in totale confusione e poi nel panico. Non stava usando il termine correttamente, era tutto quello che riuscivo a pensare. Doveva intendere qualcos'altro, ma Clara ripete la parola più e più volte, come se volesse farla sedimentare. Continuai a guardare la sua ombra. Avevo l'impressione che fosse bellissima, serena, piena di potere. Non era semplicemente una macchia scura. Sembrava avere profondità,
intelligenza e vitalità. Poi credetti di vedere l'ombra di Clara muoversi indipendentemente dai movimenti del suo corpo. Fu così incredibilmente rapido che passò quasi inosservato. Aspettai, trattenendo il respiro, scrutandola, riversandovi tutta la mia attenzione. Poi accadde di nuovo e questa volta ero preparata. Sussultò, poi si distese come se spalle e petto fossero stati improvvisamente gonfiati. L'ombra sembrava aver preso vita. Cacciai un urlo e saltai su. Gridai a Clara che la sua ombra era viva. Ero pronta a scappare, terrorizzata che l'ombra potesse corrermi dietro, ma Clara mi trattenne afferrandomi per una spalla. Quando fui sufficientemente calma per poter parlare, le dissi ciò che avevo visto, tenendo sempre gli occhi distolti dal terreno, per paura di cogliere un'altra occhiata della sinistra ombra di Clara. Il fatto di vedere il movimento delle ombre significa che hai ovviamente liberato un'immensa porzione di energia con la tua ricapitolazione, commentò Clara. Sei sicura che non l'abbia solo immaginato, Clara? Chiesi sperando che avrebbe confermato. È stato il tuo intento che l'ha fatta muovere, disse autoritariamente. Non credi che ricapitolare possa sconvolgere la mente? Chiesi. Devo proprio avere delle turbe psichiche per vedere le ombre che si muovono da sole. No, lo scopo della ricapitolazione è rompere alcuni presupposti di basi che abbiamo accettato nel corso delle nostre vite, spiegò Clara pazientemente. A meno che vengano infranti, non possiamo impedire al potere di ricordare di annebbiare la nostra consapevolezza. Cosa intendi esattamente per potere di ricordare, Clara? Il mondo è un immenso schermo di ricordi. Se certi presupposti vengono rotti, disse, il potere di ricordare non solo è tenuto sotto controllo, ma anche cancellato. Non capivo cosa diceva e mi dava fastidio che fosse così oscura. Probabilmente era il vento che agitava la polvere su cui era proiettata l'ombra, dissi, offrendo una spiegazione ragionevole. Clara scosse la testa. Prova a guardarla di nuovo e accertatene, suggerì. Sentii la pelle d'oca sulle braccia. Non avrei guardato nuovamente la sua ombra per niente al mondo. Insisti nel dire che le ombre delle persone non si muovono perché questo è ciò che ti suggerisce la tua capacità di ricordare. Ti ricordi di averle mai viste muoversi? No, certo che no. Appunto. Ma ciò che ti sta succedendo adesso è che la tua normale capacità di ricordare è stata sospesa per un istante e hai visto la mia ombra muoversi. Clara mi agitò un dito contro e ridacchiò. Non era il vento che agitava il terreno, disse. Poi si nascose la testa con il braccio, come una bambina timida. Mi colpì come una stranezza il fatto che, sebbene fosse una donna adulta, non apparisse mai ridicola quando faceva gesti infantili. Ho delle novità per te, continuò Clara. Da bambina hai già visto delle ombre muoversi, ma allora non eri ancora razionale e quindi era normale vederle muoversi. Crescendo, la tua energia è stata imbrigliata dalle costrizioni sociali e quindi lo hai dimenticato e ricordi solo ciò che pensi sia permesso ricordare. Stavo cercando di valutare la portata di ciò che Clara stava dicendo, quando improvvisamente ricordai che da bambina vedevo spesso le ombre dimenarsi e contorcersi sui marciapiedi, specialmente nelle belle giornate calde. Pensavo sempre che stessero cercando di liberarsi dalle persone cui appartenevano. Mi terrorizzava vedere le ombre arricciarsi di lato per sbirciare dietro a loro. Mi sembrava sempre così strano che le persone non si rendessero conto delle bizzarrie delle loro ombre. Quando riferii questo a Clara, lei concluse che il fatto che fossi terrorizzata era dovuto
al conflitto fra ciò che realmente vedevo e ciò che mi avevano già detto che era possibile, lecito vedere. Non credo di seguirti, Clara, dissi. Cerca di immaginarti come un gigantesco magazzino di ricordi, suggerì. In quel magazzino qualcun altro ha immagazzinato sensazioni, idee, dialoghi mentali e schemi di comportamento. Dato che è il tuo, puoi entrarci e rovistare ogni volta che vuoi e usare tutto quello che ci trovi. Il problema è che non hai assolutamente alcuna voce in capitolo sull'inventario, perché è già stato compilato prima che tu venissi in possesso del magazzino. Di conseguenza, sei drasticamente limitata nella selezione degli articoli. Aggiunse che le nostre vite sembrano essere una linea temporale ininterrotta, perché nei nostri magazzini l'inventario non cambia mai. Sottolineò che, a meno che questo deposito non venga sgombrato, per noi non c'è modo di essere ciò che realmente siamo. Sopraffatta dai miei ricordi e da ciò che Clara stava spiegando, mi sedetti su una grossa roccia. Vidi con la coda dell'occhio la mia ombra e provai una scossa di panico chiedendo a me stessa cosa avrei fatto se la mia ombra non si fosse seduta come avevo fatto io. Non posso accettarlo, Clara, dissi balzando in piedi. Torniamo a casa. Clara mi ordinò di stare ferma. Calma la mente, disse fissandomi, e anche il corpo diventerà tranquillo, altrimenti esploderai. Clara portò la mano sinistra di fronte al suo corpo, con il polso appoggiato appena sopra l'ombelico, il palmo rivolto lateralmente, le dita strette assieme e puntate verso il suolo. Mi disse di adottare quella posizione della mano e di fissare la punta del dito medio. Cominciai a guardare al di là della radice del naso, il che mi costringeva a guardare in basso, incrociando leggermente gli occhi. Spiegò che osservare fissamente in quel modo sposta la nostra consapevolezza all'esterno di noi, sul suolo, diminuendo così l'agitazione interiore. Disse che dovevo poi inalare profondamente, puntando verso il suolo, con l'intento di ricevere una scintilla di energia, come una goccia di colla, sul dito medio. Poi dovevo ruotare la mano in alto, all'altezza del polso, fino a toccare lo sterno con la base del pollice. Dovevo fissare la punta del dito medio e contare fino a 7, quindi spostare immediatamente la consapevolezza alla fronte, in un punto compreso fra gli occhi e subito sopra la radice del naso. Questo spostamento, disse, deve essere accompagnato dall'intento di trasferire la scintilla di energia dal dito medio al punto in mezzo agli occhi. Se il trasferimento riesce, appare una luce sullo schermo buio dietro agli occhi chiusi. Disse che possiamo mandare questa macchia luminosa di energia in qualsiasi parte del corpo per contrastare dolore, malattia, apprensione o paura. Poi spostò la mano e mi premette gentilmente sul plesso solare. Se hai bisogno di un veloce apporto di energia, come in questo momento, fai la respirazione di potere che sto per mostrarti e ti garantisco che ti sentirai ricaricata. Guardai Clara compiere una serie di corte inalazioni ed esalazioni attraverso il naso, in rapida successione, facendo vibrare il diaframma. La imitai e dopo circa una ventina di respirazioni, contraendo e rilasciando il diaframma, sentii un calore diffondersi da quel punto. Staremo sedute qui a fare la respirazione di potere e a guardare la luce dietro agli occhi finché non sarai più spaventata. In realtà non ero poi così spaventata, mentii. Non ti sei vista, ribatté Clara. Da dove sono seduta io? Ho visto una che stava quasi per svenire. Aveva pienamente ragione. Non avevo mai provato una paura così totale come vedendo l'ombra di Clara che si distendeva. Ricordi perduti erano affiorati da tali dimenticate profondità
che per un secondo o due avevo effettivamente sentito di essere di nuovo bambina. Con il palmo rivolto di lato cominciai a osservare la punta del dito, come Clara aveva raccomandato. Mantenni lo sguardo fisso, poi spostai l'attenzione al centro della fronte. Non vidi nessuna luce, ma poco a poco mi calmai. Era quasi buio. Vedevo la sagoma di Clara stagliata accanto a me. La sua voce era carezzevole. Disse: rimaniamo qui un po' più a lungo per permettere a quella scintilla di energia di propagarsi nel tuo corpo. Hai imparato questa tecnica in Cina, Clara? Chiesi. Scosse la testa. Ti ho detto che avevo un insegnante qui in Messico, disse. Poi aggiunse con reverenza. Il mio insegnante era un uomo straordinario che ha dedicato la sua vita a imparare e poi a insegnare a noi l'arte della libertà. Ma questo metodo di respirazione non ha origini orientali? Sembrò riflettere per un istante prima di rispondermi. Pensai che la sua esitazione fosse dovuta al desiderio di mantenere la segretezza. Il tuo insegnante dove l'aveva imparata? Sondai. Anche lui era stato in Cina? Imparò tutto quello che sapeva dal suo insegnante, rispose Clara evasivamente. Quando le chiesi di dirmi di più sul suo insegnante e ciò che le aveva insegnato, Clara si scusò di non avere la libertà al momento di discutere ulteriormente l'argomento. Per comprenderlo, spiegò, devi acquisire uno speciale tipo di energia che al momento non possiedi. Mi colpì affettuosamente la mano. Non precipitare le cose, disse con partecipazione. Noi vogliamo insegnarti tutto quello che sappiamo. Perché avere fretta, quindi? Sono sempre perplessa quando dici noi, Clara, perché ricevo l'impressione che ci siano altre persone in casa e comincio a vedere e udire cose che la mia ragione mi dice non possono proprio essere vere. Clara rise a tal punto che pensai sarebbe caduta dal masso su cui era seduta. La sua esplosione improvvisa ed esagerata mi irritò ancor di più del rifiuto di parlarmi del suo insegnante. Non sai quanto il tuo dilemma sia buffo per me, disse a mo' di spiegazione. Mi dimostra proprio come quando hai visto le ombre muoversi, che stai liberando la tua energia. Stai cominciando a sgombrare il tuo magazzino. Più articoli elimini dal tuo inventario, più fai spazio per altre cose. Tipo quali? Dissi ancora seccata. Vedere ombre che si muovono e udire voci? Può darsi, disse vaga. O forse potresti perfino vedere le persone cui appartengono le ombre e le voci. Volevo sapere a quali persone si riferisse, ma si rifiutò di dire altro. Improvvisamente si alzò, annunciando che voleva ritornare a casa e accendere il generatore prima che fosse buio. Non vedevo Clara da 3 giorni. Qualche misteriosa commissione la teneva lontana. Era sua abitudine, adesso, senza una parola di preavviso, lasciarmi sola per giorni con solo Manfred per compagnia. Sebbene avessi tutta la casa per me, non osavo mai avventurarmi oltre il salone. La mia camera da letto, la palestra di casa, la cucina e naturalmente il gabinetto esterno. C'era qualcosa nella casa e nei terreni di Clara, specialmente quando lei era via, che mi riempiva di una paura irrazionale. Il risultato era che quando rimanevo sola, mantenevo una rigida routine che trovavo rassicurante. Mi svegliavo sempre intorno alle 9, facevo colazione in cucina, arrangiandomi con un fornello elettrico, perché ancora non sapevo accendere la cucina a legna. Mi preparavo un pasto leggero da portarmi via, poi andavo alla caverna a ricapitolare o facevo una lunga escursione con Manfred. Ritornavo nel tardo pomeriggio per praticare il Kung Fu nella palestra di Clara. Era una grande sala con un soffitto a volta, il pavimento di legno lucidato e una rastrelliera a parete di lacca nera
su cui erano dispiegate una varietà di armi per arti marziali. Lungo la parete opposta alla porta c'era una piattaforma rialzata coperta di stuoie di paglia. Una volta avevo chiesto a Clara a cosa servisse la piattaforma. Aveva risposto che era il luogo dove faceva la sua meditazione. Non avevo mai visto Clara meditare, perché ogni volta che entrava da sola nell'edificio chiudeva sempre la porta a chiave. Tutte le volte che le avevo chiesto che tipo di meditazione praticasse, si era rifiutata di discuterne. La sola cosa che scoprì fu che la chiamava sognare. Clara mi aveva lasciato pieno accesso alla sua palestra nei momenti in cui lei non la utilizzava. Quando ero sola, in casa, gravitavo verso quella stanza, trovandovi sollievo emotivo, perché era imbevuta della presenza e del potere di Clara. Fu lì che mi insegnò uno stile di Kung Fu estremamente affascinante. Non mi ero mai interessata alle arti marziali cinesi perché i miei maestri giapponesi di karate avevano sempre insistito che prendevano movimenti troppo elaborati e ingombranti per essere di una qualche utilità pratica. Screditavano sistematicamente gli stili cinesi e osannavano il loro dicendo che, sebbene il karate avesse radici cinese, le sue forme e le sue applicazioni erano state profondamente modificate e perfezionate in Giappone. Ignorante di arti marziali, credevo ai miei maestri e non conoscevo gli altri stili. Di conseguenza non sapevo cosa pensare dello stile di Kung Fu di Clara. Nonostante la mia ignoranza, una cosa era ovvia: lei ne era un'indiscutibile maestra. Dopo essermi allenata per circa un'ora nella palestra di Clara, mi cambiavo e andavo in cucina a mangiare. Invariabilmente il mio pasto era lì, pronto in tavola, ma ero sempre così affamata dopo l'allenamento che divoravo qualsiasi cosa trovassi senza stare tanto a domandarmi come ci fosse arrivata. Clara mi aveva detto, quando gliel'avevo chiesto, che se lei non c'era, il custode veniva alla casa per prepararmi da mangiare. Evidentemente faceva anche il bucato, perché trovavo sempre la mia biancheria ben piegata fuori dalla porta della mia stanza. Dovevo solamente stirarla. Una sera, dopo un pesante allenamento, mentre Manfred osservava ringhiando criticamente di tanto in tanto, ebbi un tale surplus di energia che decisi di rompere la mia consuetudine e ritornare alla caverna con il buio per ricapitolare. Avevo una tale fretta di arrivarci che dimenticai di prendere la torcia. Era una notte nuvolosa, eppure, nonostante il buio pesto, non inciampai in nessun ostacolo lungo tutta la strada. Arrivai alla caverna e ricapitolai, visualizzando e ispirando tutti i ricordi dei miei insegnanti di karate e di ogni dimostrazione e torneo cui avevo partecipato. Mi ci volle quasi tutta la notte, ma quando ebbi finito mi sentii completamente ripulita dai pregiudizi che avevo ereditato dai miei maestri come parte dell'addestramento. Il giorno seguente Clara non era ancora tornata, quindi andai alla caverna un po' più tardi del solito. Tornando a casa, come esercizio deliberato, cercai di camminare sullo stesso sentiero che percorrevo ogni giorno, solo che questa volta tenevo gli occhi chiusi per simulare l'oscurità. Volevo vedere se riuscivo a camminare senza incespicare, perché solo a posteriori mi era venuto in mente che era stato molto insolito il fatto di essere arrivata fino alla grotta la sera prima senza mai inciampare. Camminando con la luce del giorno, ma con gli occhi chiusi, caddi diverse volte sopra ceppi e sassi, procurandomi un brutto livido su uno stinco. Ero nel salone, che mi bendavo le abrasioni, quando inaspettatamente entrò Clara. «Che ti è successo?» chiese con sguardo di sorpresa. «Tu e il cane avete litigato?» In quel preciso istante Manfred trotterellò nella stanza. Ero certa che avesse capito quello che Clara aveva detto. Latrò come se fosse offeso. Clara gli si mise davanti, fece un leggero inchino
nel modo in cui un allievo orientale si inchina al suo maestro e declamò delle scuse bilingui, estremamente elaborate. Disse: "Sono estremamente dispiaciuta, mio caro Senor, di aver parlato con siffatta leggerezza del vostro irreprensibile comportamento, dei vostri modi squisiti e soprattutto della vostra superiore considerazione che vi rende un Senor entre senores e il más illustre entre todos los". Ero assolutamente sconcertata. Pensai che Clara fosse impazzita durante i suoi 3 giorni di assenza. Non l'avevo mai sentita parlare così prima di allora. Volevo ridere, ma la sua espressione seria mi bloccò la risata in gola. Stava per proseguire con un'altra sfilza di scuse quando Manfred sbadigliò, la guardò annoiato e si girò e uscì. Clara si sedette sul divano, scossa da risate soffocate. Quando è offeso, l'unico modo per liberarsi di lui è annoiarlo a morte con le scuse, confidò. Speravo che Clara mi raccontasse dove era stata negli ultimi 3 giorni. Aspettai per un istante che affrontasse lei stessa l'argomento della sua assenza, ma non lo fece. Le dissi che mentre era stata via, Manfred era venuto tutti i giorni a trovarmi alla caverna. Era come se venisse di tanto in tanto a controllare che tutto andasse bene. Desideravo ancora che Clara mi riferisse qualcosa del suo viaggio, invece disse senza sorpresa: "Sì, è molto sollecito ed estremamente riguardoso verso gli altri. Si aspetta perciò dagli altri lo stesso trattamento e se anche solo sospetta che non lo sta ricevendo, si infuria. Quando è di quell'umore è mortalmente pericoloso. Ti ricordi la sera che ti ha quasi staccato la testa quando l'hai chiamato rospo?" Volevo cambiare argomento, non mi piaceva pensare a Manfred come a un cane pazzo. Negli ultimi mesi era diventato più un amico che un animale. Era un tale amico che si era impadronita di me la sconcertante certezza che fosse il solo che realmente mi capisse. "Non mi hai detto cosa è successo alle tue gambe", mi ricordò Clara. Le raccontai del mio tentativo fallito di camminare a occhi chiusi. Spiegai che non avevo avuto nessuna difficoltà a procedere nel buio la notte precedente. Guardò i graffi e i lividi sulle mie gambe e mi diede un colpetto sulla testa come fossi Manfred. "La notte scorsa non avevi programmato di camminare", disse. "Eri determinata ad andare alla caverna e i tuoi piedi, quindi, ti ci hanno portata automaticamente. Oggi pomeriggio stavi cercando di replicare consciamente la camminata della notte precedente, ma hai fallito miseramente perché la tua mente si è messa in mezzo". Rifletté per un istante e poi aggiunse: "O forse non stavi ascoltando la voce dello spirito che ti avrebbe guidata con sicurezza". Corrucciò le labbra con un'espressione bambinesca di impazienza quando le dissi che non mi ero resa conto di nessuna voce, ma che a volte in casa mi sembrava di udire strani mormorii, anche se ero convinta che fosse solo il vento che soffiava nel corridoio vuoto. "Eravamo d'accordo che non avresti preso alla lettera nulla di ciò che ti avrei detto, a meno che non te lo avessi chiesto espressamente", mi ricordò Clara severa. "Svuotando il magazzino, stai cambiando inventario. Ora c'è posto per qualcosa di nuovo, come camminare al buio". Ho pensato quindi che forse ci sarebbe stato abbastanza posto anche per la voce dello spirito. Stavo cercando così intensamente di immaginare ciò che stava dicendo, che doveva avere la fronte corrugata. Clara si sedette sulla sua poltrona preferita e cominciò pazientemente a spiegare cosa intendeva. "Prima di arrivare in questa casa, il tuo inventario non comprendeva cose come cani che sono più di semplici cani, ma poi hai incontrato Manfred e incontrandolo hai dovuto modificare una parte del tuo inventario". Agitò la mano come un italiano e disse: "Capisci?" "Vuol dire che è Manfred la voce dello spirito?" chiesi confusa. Clara rise così forte da riuscire a malapena a parlare. "No, non proprio, è qualcosa di più astratto", borbottò.
Suggerì che tirassi fuori la stuoia dal guardaroba. Andiamo nel patio e sediamoci sotto lo zapote, disse, prendendo del balsamo da un armadietto. Il crepuscolo è l'ora migliore per sentire la voce dello spirito. Srotolai la stuoia sotto l'immenso albero dai frutti simili a pesche verdi. Clara mi massaggiò le contusioni con un po' di unguento. Causava un dolore spaventoso, ma cercai di non ritirarmi. Quando ebbe finito, notai che il livido più grande era quasi del tutto scomparso. Si abbandonò all'indietro posando la schiena al massiccio tronco dell'albero. Tutto ha una forma, cominciò, ma oltre alla forma esteriore c'è una consapevolezza interiore che governa le cose. Questa consapevolezza silenziosa è lo spirito. È una forza onnipresente che si manifesta diversamente in cose differenti. Questa energia comunica con noi. Mi disse di rilassarmi e di fare dei profondi respiri, in quanto mi avrebbe mostrato come esercitare il mio udito interiore. Perché è con l'orecchio interiore, disse, che si possono discernere i comandi dello spirito. Quando respiri, lascia che l'energia fuoriesca dagli orecchi, continuò. Come devo fare? Chiesi. Quando esali, fissa l'attenzione sulle aperture degli orecchi. Usa il tuo intento e la tua concentrazione per dirigere il flusso. Controllò i miei tentativi per un po', correggendomi mentre procedevo. Esala attraverso il naso con la bocca chiusa e con la punta della lingua che tocca il palato, disse. Esala silenziosamente. Dopo alcuni tentativi sentì gli orecchi strapparsi e i seni nasali che si liberavano. Poi mi diede istruzione di strofinare insieme le palme delle mani finché non diventavano calde e di posarle sugli orecchi con le punte delle dita a sfiorarsi dietro la testa. Feci come mi diceva. Clara mi suggerì di massaggiarmi gli orecchi circolarmente, impiegando una leggera pressione. Poi con le orecchie ancora coperte e gli indici incrociati sopra i medi, dovevo picchiettare ripetutamente dietro ogni orecchio, schioccando gli indici in sincronia. Mentre facevo scattare le dita, sentii il suono come di una campana smorzata che mi riverberava in testa. Ripetei i colpetti 18 volte, secondo le istruzioni. Quando tolsi le mani, mi accorsi di poter udire chiaramente anche i più deboli rumori nella vegetazione circostante, mentre prima tutto era stato indistinto e ovattato. Ora, con gli orecchi liberi, forse riuscirai a sentire la voce dello spirito, disse Clara. Non aspettarti un grido dalle cime degli alberi. Ciò che chiamiamo voce dello spirito è più una sensazione, un'idea che improvvisamente ti si accende in testa. A volte può essere una sorta di brama di andare in qualche luogo vagamente familiare o anche di fare qualcosa di vagamente familiare. Forse era il potere della sua suggestione che mi faceva sentire un leggero mormorio tutto intorno. Quando cominciai a prestarci maggiormente attenzione, il mormorio si trasformò nel suono di voci umane che parlavano in lontananza. Riuscivo a distinguere le risate cristalline di donne e la voce di un uomo che cantava, ricca e baritonale. Sentivo i suoni come se il vento li portasse a folate. Mi sforzai di capire cosa dicevano le voci e più ascoltavo il vento, più ero euforica. Una qualche energia che mi ribolliva dentro mi fece balzare in piedi. Ero così felice che volevo giocare, ballare, correre come una ragazzina. Mi sforzai di capire cosa dicevano le voci e più ascoltavo il vento, più ero euforica. Una qualche energia che mi ribolliva dentro mi fece balzare in piedi. Ero così felice che volevo giocare, ballare, correre come una ragazzina. Senza rendermene conto, cominciai a cantare, a saltare, piroettare per il patio come una ballerina, finché non fui completamente esausta.
Quando finalmente mi sedetti di nuovo vicino a Clara, stavo sudando, ma non era un sano sudore fisico. Era più simile a sudori freddi dello sfinimento. Anche Clara era senza fiato per aver riso della mia esibizione. Ero riuscita a rendermi ridicola saltando e piroettando per il patio. Non so cosa mi è preso, dissi, non sapendo come spiegarlo. Descrivi quello che ti è successo, disse Clara in tono serio. Quando per l'imbarazzo rifiutai, aggiunse, altrimenti sarò costretta a considerarti un po' toccata in testa, non so se mi spiego. Le dissi che avevo sentito voci e canti ossessionanti che mi avevano effettivamente spinto a mettermi a danzare. Credi che stia impazzendo? Chiesi preoccupata. Se fossi in te, non me ne preoccuperei, disse. Le tue piroette erano una naturale reazione al fatto di aver udito la voce dello spirito. Non era una voce, erano un sacco di voci, la corressi. Eccoti di nuovo, signorina Perfettini, mi derise. Spiegò che avere una mente che prende le cose alla lettera è un elemento fondamentale del nostro inventario e che dobbiamo esserne consapevoli per evitarlo. La voce dello spirito è un'astrazione che non ha niente a che fare con le voci, eppure a volte possiamo sentire delle voci. Disse che nel mio caso, dato che ero stata cresciuta come una devota cattolica, il mio modo di riadattare il mio inventario era stato di trasformare lo spirito in una sorta di angelo custode, un maschio gentile e protettivo che vegliava su di me. Lo spirito non è il guardiano di nessuno, proseguì. È una forza astratta, né buona né cattiva, una forza che non prova alcun interesse per noi, ma che tuttavia risponde al nostro potere, non alle nostre preghiere, bada bene, ma al nostro potere, ricordatelo, la prossima volta che ti viene voglia di pregare. Ma lo spirito non è buono e indulgente? Chiesi allarmata. Clara disse che prima o poi avrei rigettato tutti i miei preconcetti su bene e male, Dio e la religione, e avrei pensato solo nei termini di un inventario completamente nuovo. Vuoi dire che bene e male non esistono? Chiesi armata del corredo preconfezionato di argomenti logici sul libero arbitrio e l'esistenza del male che avevo imparato negli anni della mia istruzione cattolica. Prima che potessi anche solo cominciare a presentare il mio caso, Clara disse: Qui è dove i miei compagni e io differiamo dall'ordine stabilito. Ti ho detto che per libertà si intende essere liberi dalle caratteristiche umane, e questo include Dio, il bene e il male, i santi, la Vergine e lo Spirito Santo. Crediamo che un inventario non umano sia la sola possibile libertà per gli esseri umani. Se i nostri magazzini devono rimanere stipati fino a scoppiare di desideri, di sentimenti, di idee e oggetti del nostro inventario umano, dov'è allora la nostra libertà? Capisci cosa voglio dire? La capivo, ma non così chiaramente come avrei voluto, in parte perché stavo ancora resistendo all'idea di abbandonare la mia umanità e anche perché non avevo ancora ricapitolato tutti i preconcetti religiosi inculcatimi dall'educazione cattolica. Ero inoltre abituata a non pensare a tutto ciò che non mi riguardava direttamente. Mentre cercavo di trovare difetti nel suo ragionamento, Clara mi tirò fuori dalle mie elucubrazioni mentali con un colpetto sulle costole. Disse che mi avrebbe mostrato un altro esercizio per interrompere i pensieri e per sentire le linee di energia. Altrimenti avrei continuato a fare quello che avevo sempre fatto, lasciarmi incantare dall'idea di me stessa. Mi disse di sedermi a gambe incrociate e di inclinarmi lateralmente mentre inalavo, prima a destra, poi a sinistra, per sentire come venivo tirata da una linea orizzontale che si estendeva dall'apertura degli orecchi. Disse che, sorprendentemente, la linea non si fletteva con un movimento del corpo, ma rimaneva perfettamente orizzontale e che questo era uno dei misteri che lei e i suoi compagni avevano scoperto.
Inclinandoci in questo modo, spiegò, spostiamo lateralmente la consapevolezza, che normalmente è sempre rivolta in avanti. Mi ordinò di rilassare i muscoli della mascella, masticando e deglutendo 3 volte. Questo cosa fa? Chiesi, inghiottendo rumorosamente. Masticare e deglutire fa scendere nello stomaco un po' dell'energia contenuta nella testa, diminuendo il carico sul cervello, disse ridacchiando. Nel tuo caso dovresti ripetere spesso questa operazione. Volevo alzarmi e camminare perché mi si stavano intorpidendo le gambe, ma Clara pretese che rimanessi seduta ancora un poco e praticare l'esercizio. Mi piegai verso entrambi i lati, cercando con tutte le mie forze di sentire quella elusiva linea orizzontale, ma non riuscivo ad avvertirla. Riuscii invece ad arginare i miei pensieri che solitamente venivano a valanga. Trascorsi forse un'ora seduta in totale silenzio, senza il minimo pensiero. Intorno sentivo i grilli stridere e le foglie stormire, ma il vento non portava più voci. Ascoltai per un momento i latrati di Manfred che provenivano dalla sua stanza su un lato della casa. Poi, come mossi da un muto comando, i pensieri irruppero di nuovo nella mia mente. Divenni consapevole della loro completa assenza e di come era stato pacifico il silenzio totale. I miei irrequieti movimenti corporei dovevano aver avvertito Clara, perché cominciò nuovamente a parlare. La voce dello spirito non viene da nessun luogo, continuò. Viene dalle profondità del silenzio, dal regno del non essere. È una voce che si può sentire solo quando si è assolutamente calmi e in equilibrio. Spiegò che le 2 forze antagoniste che ci muovono, maschile e femminile, positivo e negativo, luce e buio, devono essere tenute in equilibrio affinché si crei un'apertura nell'energia che ci circonda, un varco attraverso la quale può scivolare la nostra consapevolezza. È attraverso questa apertura nell'energia che ci circonda che la voce dello spirito si manifesta. L'equilibrio è il nostro obiettivo, proseguì, ma equilibrio non significa solo uguale porzione delle 2 forze, significa anche che mentre le 2 porzioni vengono rese uguali, la nuova combinazione bilanciata acquista slancio e comincia a muoversi da sola. Clara esplorò il mio viso nel buio cercando, sentivo un indizio del fatto che avevo compreso. Non trovandone nessuno, disse quasi tagliente: non siamo troppo intelligenti, vero? Sentii tutto il mio corpo irrigidirsi per questa sua osservazione. Le dissi che in tutta la mia vita nessuno aveva mai insinuato che non fossi intelligente. I miei genitori, i miei insegnanti mi avevano sempre elogiato come una delle studenti più brillanti della classe. Quando era il periodo della pagella, mi ammazzavo di studio per essere sicura di conseguire voti migliori dei miei fratelli. Clara sospirò e ascoltò pazientemente la prolissa riaffermazione della mia intelligenza. Prima che esaurissi i miei argomenti per convincerla che si sbagliava, Clara concesse: sì, sei intelligente, ma tutto quello che hai detto si riferisce solo al mondo di tutti i giorni. Più che intelligente sei studiosa, industriosa e astuta. Non sei d'accordo? Dovetti convenire con lei a dispetto di me stessa, perché la ragione mi diceva che se fossi stata veramente intelligente, quanto sostenevo, non avrei dovuto ammazzarmi di studio. Per essere intelligente nel mio mondo, spiegò Clara, devi essere capace di concentrarti, di fissare la tua attenzione su qualsiasi cosa concreta, così come su ogni manifestazione astratta. Che tipo di manifestazione astratta, Clara? Chiesi. Un'apertura nel campo energetico che ci circonda è una manifestazione astratta, disse. Non aspettarti di sentirla o di vederla nel modo in cui senti e vedi il mondo concreto. Accade qualcos'altro. Clara sottolineò che per riuscire a fissare la nostra attenzione su una qualsiasi manifestazione astratta, dobbiamo fondere il noto con l'ignoto,
in un amalgama spontaneo. In questo modo possiamo impegnare la nostra ragione pur restando indifferenti. Clara mi disse di alzarmi e di passeggiare. Ora che è buio, cerca di camminare senza guardare a terra, disse, non come un esercizio conscio, ma come un non fare di stregoneria. Volevo chiederle di spiegarmi cosa intendesse per non fare di stregoneria, ma sapevo che se l'avessi fatto avrei riflettuto consciamente sulla sua spiegazione, assumendo questo nuovo concetto come unità di misura della mia prestazione, anche se non ero sicura di cosa esattamente significasse. Ricordavo comunque che aveva già usato il termine non fare e nonostante la mia riluttanza a continuare a chiedere, cercavo ancora di ricordare cosa mi aveva detto al riguardo. Per me la conoscenza, anche se scarsa e fallace, era preferibile a nessuna conoscenza. Mi dava un senso di controllo, laddove la mancanza di conoscenza mi faceva sentire completamente vulnerabile. Non fare è un termine che ci proviene dalla nostra tradizione stregonesca, proseguì Clara, ovviamente consapevole del mio bisogno di spiegazioni. Si riferisce a tutto ciò che non è incluso nell'inventario che ci è stato forzato addosso. Quando impegniamo un qualsiasi elemento nel nostro inventario forzato, compiamo un fare. Tutto ciò che non fa parte di questo inventario è non fare. Qualsiasi grado di rilassamento avessi raggiunto, fu bruscamente sgretolato dall'affermazione che aveva appena fatto. Cosa intendevi, Clara, quando ti sei riferita alla tua tradizione definendola stregoneria? Chiesi. Cogli ogni dettaglio quando vuoi, Taisha. Non c'è da meravigliarsi che le tue orecchie siano così grandi, ribatté ridendo, ma non mi rispose subito. La fissai aspettando, finalmente disse: non volevo parlartene ancora, ma dato che è uscito il discorso, lascia solo che ti dica che l'arte della libertà è il prodotto dell'intento degli stregoni. Di che stregoni parli? Ci sono state persone in Messico, e ancora ce ne sono, dedicate a questioni finali. La mia famiglia magica e io li chiamiamo stregoni. Da loro abbiamo ereditato tutte le idee con cui io ti sto familiarizzando. Sai già della ricapitolazione. Il non fare è un'altra di queste idee. Chi sono queste persone, Clara? Saprai presto tutto quello che c'è da sapere su di loro, mi assicurò. Per ora limitiamoci a praticare uno dei loro non fare. Disse che non fare in quel particolare momento sarebbe stato, per esempio, sforzarmi di fidarmi implicitamente, abbandonando la mia mente calcolatrice. Non fingere semplicemente di aver fiducia quando invece segretamente coltivi dubbi, mi disse in guardia Clara. Solo quando le tue forze positive e negative saranno in perfetto accordo, sarai capace di sentire o vedere l'apertura nell'energia intorno a te, o di camminare con gli occhi chiusi ed essere certa di riuscirvi. Respirai profondamente alcune volte e cominciai a camminare senza guardare in basso, ma con le braccia protese in avanti nel caso avessi urtato contro qualcosa. Per un po' continuai a inciampare. In un'occasione urtai una pianta in vaso e sarei caduta se Clara non mi avesse afferrata per un braccio. Gradualmente cominciai a incespicare sempre meno, finché non ebbi più problemi e cominciai a camminare disinvoltamente. Era come se i miei piedi potessero vedere chiaramente ogni cosa nel patio. Sapevano esattamente dove posarsi e dove no.